Il lavoro della nuova giunta regionale sarà ispirato al principio della collegialità. Lo ha sottolineato la presidente Deborah Serracchiani nella prima riunione dell'esecutivo a Trieste, nel corso della quale sono state attribuite le deleghe provvisorie agli 8 assessori in attesa delle modifiche già delineate al regolamento di organizzazione. Il massimo rilievo sarà dato, ha aggiunto Serracchiani, alla riconquista della fiducia e della credibilità dell'istituzione regionale nei confronti dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, con un'azione di governo che sarà pienamente coerente con il programma e con gli impegni presi con gli elettori. Sui costi della politica si andrà fino in fondo. Ci sono pochi esempi in Italia, ha detto ancora, di giunte regionali formate da soli 8 assessori, dei quali, considerata anche la Presidente, ben 5 donne. La Presidente, che intende assumere direttamente le materie delle relazioni internazionali, gli interventi strategici riguardanti infrastrutture e mobilità e il coordinamento delle politiche per la montagna, ha distribuito poi le deleghe provvisorie agli assessori. Non appena approvate le nuove norme di organizzazione, a Bolzonello andranno infatti attività produttive, risorse agricole, commercio e cooperazione, Panariti lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, Panontin funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme e protezione civile, Peroni finanze, patrimonio, programmazione, ricerca, politiche comunitarie, Santoro infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, Telesca salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, Torrenti cultura, associazionismo, sport e infine Vito, ambiente, energia e foreste.